Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Ci si prospetta una settimana primaverile dalle caratteristiche ovviamente più miti, con un'alta pressione ben solida. Infatti notiamo già da questa grafica come il campo anticiclonico porterà delle temperature molto sopra la media, come vedete, su gran parte dell'Europa, specie quella settentrionale, compresa la Scandinavia. Mentre come vedete a sud-ovest della Europa troviamo temperature un po' sotto la media per flussi un po' più freddi, e come vedete nei prossimi giorni l'anticiclone sarà protagonista di matrice, possiamo considerarla azzurriana, verrà dall'Atlantico e porterà dei valori che gradualmente saliranno anche oltre i 16 gradi sulla Val Padana. Il sud Italia risentirà meno di queste temperature, saranno attorno ai 15-17 gradi l'estremo sud e sulla Sicilia, mentre come vedete le precipitazioni a partire dal 10 saranno più favorevoli per lo sfondamento di una depressione sull'Europa occidentale, che porterà così la nascita di un ciclone e quindi il continuo passaggio di più fronti verso il nord Italia e il comparto tirrenico. Questo ovviamente da confermare, ma intanto vediamo come la giornata di lunedì, come vedete, risentirà di precipitazioni assenti, se non qualche piovasco pomeridiano sui monti della Sicilia. Il tempo sarà soleggiato su gran parte dell'Italia, con temperature in risalita e una depressione che invece sussiste ancora su quella occidentale, portando temporali e un clima decisamente fresco per il periodo. Giornata di martedì simile, come vedete, a quella precedente, segnala un po' di nuvolosità di passaggio sull'estremo sud, sulla Sardegna e sulla Sicilia, mentre come vedete a partire da mercoledì si estende ancora di più il promontorio anticiclonico, portando temperature in ulteriore risalita, pensate anche picchi fino a 18 gradi sulla Val Padana, e le condizioni meteo andranno quindi favorendo a un proseguimento della stabilità almeno fino alla giornata di giovedì, quando l'anticiclone si sposterà verso l'Europa centro-orientale, quindi aumenteranno bene le temperature lì, anche superando localmente i 20 gradi. Anche sulla Val Padana potremo toccare picchi di 20 gradi, pensate, lungo il comparto ionico, con una preparazione invece all'instabilità, come vedete, sul comparto europeo occidentale per il flusso di correnti umide atlantiche che favoriranno quindi la nascita di un possibile vortice ancora da delineare sull'Europa occidentale. Vi segnalo intanto come le temperature nella giornata di giovedì raggiungeranno il picco massimo. Questi sono previsti i valori con locali picchi, diciamo, anche di 20 gradi, mentre dal 10 ecco l'ipotesi della nascita di questo ciclone, come vedete sempre sulla Spagna, sul comparto iberico, e quindi questa depressione atlantica in una prima fase tra venerdì e sabato potrebbe manifestare una instabilità solo sulle isole maggiori, e nella giornata di domenica invece il fronte più avanzato del vortice atlantico potrebbe raggiungere le regioni settentrionali, portando un peggioramento del tempo con piogge e temporali anche forti, quindi il rischio di nubifragi al momento è previsto sulle zone prealpine e su quelle pedemontane, più favorito comparto centro-orientale. Queste ovviamente le condizioni meteo. Le temperature tra l'altro con questa meccanica salirebbero anche oltre i 20 gradi sulle isole maggiori. Tutto da confermare, ne capiremo meglio ovviamente nel corso dei prossimi contenuti. Seguiteci sempre.